Differenziata ad Agrigento con nuovi kit e più isole ecologiche, ma siamo alle promesse tra mille difficoltà. Oggi è stato raccolto l'umido dopo i disservizi, ieri invece durante il Consiglio Comunale sono emerse le novità di cui parlavamo con risposte all'unico consigliere che aveva sollevato i problemi, cioè Marcella Carlisi. L'assessore all'ecologia Nello Amel ha risposto a tutto anticipando alcuni contenuti del nuovo bando. È stato annunciato l'ordine di 9.000 kit di mastelli che andranno a chi non li ha ancora ricevuti. La novità riguarda anche il mastello dell'umido, che sarà più capiente di quello che molti hanno avuto e che non serve praticamente a nulla. Altra notizia riguarda l'isola ecologica di via Ugo La Malfa, che dovrebbe riaprire entro il mese di gennaio, ma il condizionale è d'obbligo. È stato promesso anche che non ci saranno aumenti nella bolletta per l'anno in corso. Intanto si spera che tutto proceda liscio senza altri disservizi che, lo ricordiamo, hanno costretto il Comune a sanzionare la ditta con lo schifo rimasto davanti alle abitazioni che solo oggi è stato eliminato.